Con Stefano Gentile alla vigilia di una partita che insomma nei corsi e ricorsi si è presentata diverse volte in questo scorcio anche di stagione iniziata, ma soprattutto ci riporta indietro a quella famosa cavalcata della Dinamo che ti ha visto protagonista e quest'anno ti sei ritagliato ancora di più un posto importante perché in conferenza stampa il coach ha detto gli italiani finalmente, grazie anche al lavoro dei nostri in Dinamo, sono più valutati anche in Italia. Credo che sia di per sé un successo. Assolutamente sì, penso che il nostro sport non possa prescindere dal valorizzare i giocatori del nostro territorio. Credo che sia un obiettivo che dovrebbe perseguire la Lega, che fa sicuramente con i regolamenti, così come in tutta Europa, però penso che sia un po' la mentalità che dovrebbe cambiare su certe cose, perché il ragazzino che viene a vedere la partita sicuramente si può identificare molto di più con un giocatore italiano che magari gioca nella stessa squadra per 3, 4, 5 stagioni, piuttosto che con uno straniero che c'è quest'anno e l'anno prossimo va a giocare da un'altra parte. Questo non dipende tanto dalla nazionalità, ma dipende proprio dal fatto che può avere lo stesso trascorso, può essere andato nella stessa scuola, può essere stato allenato dallo stesso allenatore delle giovanili. Credo che questa cosa un po' noi la perdiamo e quindi perdiamo anche l'attenzione del pubblico verso il nostro sport. Allo stesso modo mi viene in mente in Spagna, puntano tantissimo e sappiamo benissimo quanto sia in salute la pallacanestro spagnola. Non credo che siano, a parte ovviamente alcuni fenomeni, ci siano dei giocatori spagnoli o comunque la razza spagnola tra virgolette sia molto migliore di quella italiana, anzi l'hanno dimostrato tante squadre giovanili che sono arrivate finali mondiali, finali degli europei di categoria, quindi credo che sia un po' una questione di mentalità e spero che degli esempi come quello della Dinamo possano influenzare un po' tutto il movimento. Andiamo a guardare un pochino in generale quello che però è il cammino di questa Dinamo, no? Tanti cambi in corsa, il saluto ad Achille Polonara, tuo grande amico che ieri peraltro ha speso belle parole per la nostra squadra. Tu ti ritrovi praticamente, lo dicevamo poc'anzi, come protagonista, però anche come una sorta di faro per quanto riguarda la chimica di squadra. Tanti ragazzi giovani e poi soprattutto una percentuale di vittorie che è davvero importante, sempre a fari spenti. Qual è il segreto di questa Dinamo? Ma il segreto non c'è un segreto, nel senso che comunque non ce n'è e ce ne sono tanti, ovvero ci sono tante cose fatte bene e quindi è quello il segreto, perché comunque non ci può essere una singola cosa che fa la differenza la fanno tanti piccoli dettagli che vengono curati tutti i giorni, l'atteggiamento che viene curato tutti i giorni, la voglia di stare bene insieme su cui si lavora e questa è la chiave secondo me per avere un successo continuo e speriamo di continuare su questa strada qua. La prima parola che ti viene in mente se ti dico lettera D, a parte Dinamo. Lettera D, a parte Dinamo. Lo esprimete, attenzione, facile facile. Lo esprimiamo in campo? No, non ti saprei dire. Divertimento. Ah, questo sicuro. Ci divertiamo noi, spero che divertiamo il pubblico. Sicuramente nelle ultime partite, soprattutto quella sia in casa con Ostenda che con Roma, è una cosa che ha dominato in campo.